Scatman's World. Bella ragazzi, tutto il comandante veneziano ragazzi, campione di Valencia. Ormai sinceramente le verificazioni neanche le ho fatte, nel senso ormai la mia testa è solo per la stagione prossima. Siamo a finire bene la gara con una remontata comandiana che a Valencia la possiamo fare. E niente dai, mi piacerebbe concludere a questo punto almeno al quarto posto, però ripeto, quarti o quinti cambia poco. L'unica cosa che ho bisogno è la Ducati o comunque una moto diversa e partire con la mentalità vincente, perché il prossimo anno è la quarta stagione, e alla quarta stagione voglio fare la vittoria comandiana. Vai Fiore. Il comandante ha promesso una remontata. In qualifica non si è neanche presentato perché doveva trombare con le fans. Grande come. Questo è il come che vogliamo. Vai. Chiudiamo la terza stagione comandiana. Comunque mal che vada quinti. Non male, contando che siamo partiti con una moto che non è neanche questa, ma era una merda. Abbiamo fatto tante vittorie, purtroppo anche i ritiri e i risultati deludenti. Un po' incostante come comandone, però mamma mia, guarda un po'. Tutte le posizioni ho perso, come cazzo ho fatto? Il come è già in ferie. Mamma mia, it's incredible come sono già le dicevi, di Valencia, è chiaro. Non ho fatto le qualifiche perché sapevo che comunque dopo in gara avrei rimontato. Comunque sono tranquillo, so che ormai non ho più nulla da perdere, nel senso la stagione è finita, quindi divertiamoci adesso, divertiamoci. Sarebbe importante stare davanti a Rossi, ma anche arrivare quarti o quinti veramente non cambia un cazzo. Certo quarto mi inserisco tra i 4 fenomeni, mi sembra una bella soddisfazione, vediamo. Quello che viene viene onestamente, non mi interessa. Patatone fuori dal cazzo. Guarda Patatone, Vardio, guarda Patatone, ciao Patatone. Ok, primo giocato del magnifico primo Rossi al terzo posto. Marquez quarto, Lorenzo è pronto a vincere il mondiale. E ancora, oh niente. Come guida proprio con le ciabatte oggi, Vizioso, basta, madonna, sono vizioso, ora se arrivo in Ducati ti asfalto, cazzo. Dai, proviamoci, proviamoci. Siamo nei primi 7. It's incredible come. Settimo posto. Settimo posto, c'è l'autista davanti. Non sta proprio guidando in maniera spettacolare, si vede che il come sta pensando all'estate e al riposo. Mattina comidiana. Occhio all'autista. L'autista. Attenzione, qualcuno va per campi. Non siamo lontanissimi, però attenzione, sopra l'autista, sverniciata l'autista, c'è Brad Pitt adesso. Sesto posto, invece arriva il quinto. C'è molta bagarre davanti, ma giro record di veneziano, it's incredible. Guarda che sbaglio, proprio ho fatto di perso le posizioni così. Peccato, cazzo, addirittura il giro. Vabbè, una sveglia però, Vai. Guarda che giro record, cazzo. Ma quinto, dai. Vabbè, in classifica finirò quinto. Quinto posto. Perché ho vinto che 7 gare, mi sembra, 6 o 7 gare. Purtroppo conta anche tanto piazzarsi, purtroppo. Ancora, vabbè, era solo un coglione, però, cioè, ma puttana minchia, oh, vaffanculo. Esternazzo puro. Niente da fare. Mamma mia che lotta per il quinto posto, raga.
Lotta proprio come ok. Vabbè, chiudo quinto la gara e chiudo quinto il mondiale. Come saluto a tutti e promettere alla prossima stagione di lottare clamorosamente per il titolo. Bravo, il quinto posto comunque va bene, dai. Quinto posto nella stagione. Salutano tutti, anche il come saluta. Vince Lorenzo dopo Marquez, terza stagione vince Lorenzo, tutta Spagna comunque. Marquez secondo, Pedrosa terzo, Rossi quarto, Veneziano quinto a 251 punti. Comunque dai, un buon Comena che si è preso 90 punti dal primo. Ok. Adesso Lorenzo vince, ok. 70esimo posto, livello 70. Adesso vediamo se può arrivare la Ducati, ti prego. Niente da fare. Ancora la Ducati, purtroppo è un sogno. Niente ragazzi, dobbiamo ripartire da questi. Ci sarebbero loro, però a sto punto non lo so, a sto punto secondo me è meglio rimanere sulla moto che conosco già, e già con il pacchetto sì, i pacchetti rimangono. Io non lo so questo onestamente ragazzi, anzi aspetto un vostro commento per capire se conviene andare in questa qua, o la Ducati o la Honda, diciamo, diversa, o se invece conviene rimanere nella mia che ha già i pacchetti e si rimangono per la prossima stagione. Va buon raga, un saluto dal Commendone veneziano. Ciao. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.